verso attraverso ogni singola emozione in cui mi sento disperso. Non c'è limite palpabile, ogni certezza è instabile. L'empatia, mettersi nei panni delle scarpe di 1000 chilometri oltre Alpe. Non avere distinzione di sesso, colore, razza o religione, come recita la Costituzione. È uno stato mentale, uno stato mentale, uno stato mentale. Anche se guardando le immagini il paragone può sembrare sacrilego, mi viene in mente il paradosso di Russell, che ha tagliato le gambe ai sogni di ogni scienza della matematica. È una tragedia che mi tormenta senza via d'uscita. Qualsiasi atteggiamento che provo nei confronti dei migranti mi provoca angoscia. Sento che agisco bene se li caccio, ma se li caccio sento che non agisco bene. Sento che agisco bene se non agisco bene, e viceversa. Insomma, agisco bene se e solo se non agisco bene? Agisco bene se e solo se non agisco bene? Agisco bene se e solo se non agisco bene? Dio, mi gira la testa. Voi tutti sapete che gli sfigati esistono, ma a me non basta. Ora realizzeremo concretamente uno sfigato. Sei senza cuore! Lo sapevo! Mostro! Problemi circoscritti si possono risolvere con certezza, senza troppi dubbi, basta avere un cuore che batte. Ma anche in questo caso può essere utile un algoritmo, cioè io, che chiarisca meglio le idee. Se incontri sfigato, se porgi la mano, se hai soldi dagli il tuo portafoglio, se non hai soldi dagli il tuo zaino, se non porge la mano, se è svestito dagli i tuoi vestiti, se non è svestito, se è solo ferito, portalo a casa tua. Se non è solo ferito, chiedigli di che cosa ha bisogno, aiutalo. Se non incontri sfigato, cerca sfigato. Ripeto dall'inizio. Avete notato? Il figlio che regge il lampadario è l'elica del DNA. Questo forse vuol dire che la verità dobbiamo cercarla nelle profondità del nostro essere. E chissà, un giorno ci incontreremo tutti proprio da qui, nella purezza della nostra umanità. Il lampadario matematico con i 5 solidi platonici che rappresentano l'armoniosa bellezza di ogni cultura, tutte illuminate da un'unica sorgente di luce.